Ha solo 7 anni, ma ha voluto dire grazie a modo suo con una lettera e dei disegni pieni di colore. È la storia a lieto fine che arriva da Castion, dove nella notte del 16 marzo era stato rubato un furgone con attrezzi da lavoro e tra gli oggetti anche lo zaino scolastico di un bambino. Proprio quel dettaglio aveva reso il furto ancor più amaro per la famiglia. Ma già la mattina successiva arriva la svolta. I carabinieri della stazione di Trichiana, dopo una segnalazione, intervengono in località Casteldardo per controllare un furgone abbandonato risultato rubato nella stessa notte nel Padovano. All'interno del mezzo, nel cassone, la scoperta, c'è proprio lo zaino del bambino. I quaderni e i libri riportano il suo nome e quello della scuola primaria di Badilette. Grazie al contatto con un insegnante, i militari riescono rapidamente a rintracciare la famiglia. Nel pomeriggio stesso in caserma avviene la riconsegna. Un momento semplice ma carico di emozione. Il bambino riabbraccia i suoi oggetti, finalmente ritrovati. Tornato in classe, decide di fare qualcosa in più. Racconta tutto ai compagni e insieme a loro prepara un ringraziamento speciale per i carabinieri. Una lettera scritta con il cuore e tanti disegni, segno di un affetto sincero e spontaneo. Il furgone rubato a Castion è stato successivamente recuperato in provincia di Padova, mentre le indagini proseguono per individuare i responsabili. E in questa vicenda, oltre al lavoro delle forze dell'ordine, resta soprattutto la gioia di un bambino e il suo grazie, semplice ma potentissimo.